Mario Rigoni Stern non è solo un nome scritto sulle copertine di tanti libri in tante lingue. Non è solo il sergente nella neve, non è solo la storia di Tolle. È storia sì, ma dell'altopiano, del Veneto, della cultura italiana. Proprio la Fondazione di Storia di Vicenza ha voluto ricordare Mario Rigoni Stern nel centenario della sua nascita con un appuntamento al quale hanno partecipato anche amici personali dello scrittore. È commovente l'approccio che aveva Mario rispetto a quel contesto natalizio, dove ricordava sempre gli emigranti, ricordava i valori della nostra terra, i valori delle nostre tradizioni, la nostra cultura, la nostra identità. Dal Natale con Mario Rigoni Stern alla neve per Mario Rigoni Stern il passo è davvero molto breve. Mario è cresciuto nella neve, è vissuto nella neve e ne parla frequentemente nei suoi libri e che lui della neve non parla mai male. Ora, la neve può essere scomoda, ingombrante, difficile da vivere, ma lui con la neve ha una relazione di familiarità, ecco. Potremmo dire francescanamente fratello Sole, sorella Luna, ma anche sorella Neve. Fra i temi più cari allo scrittore c'era quello dell'ambiente inteso non tanto come sistema da proteggere dalle follie dell'uomo, ma come sistema nel quale esiste anche l'attività dell'uomo. Abbiamo deciso soprattutto quest'anno di concentrarci su alcuni temi del lavoro di Mario Rigoni Stern e della sua eredità che sono più in sintonia con le problematiche dell'attualità. Quindi abbiamo scelto di concentrarci in particolare, senza trascurare tutto il resto della sua opera complessa, la questione climatica, la questione ambientale che era molto a cuore a Mario Rigoni Stern. Rigoni Stern, dicevamo, è storia, lo era anche prima di prendere la via che porta nel bosco più fitto il 16 giugno di 13 anni fa. Ora è la storia con la S maiuscola che deve interessarsi di lui. Ci richiama a quei valori morali e civili delle comunità di montagna che sono parte e interesse del programma di lavoro della Fondazione. La Fondazione sarà impegnata, è già impegnata, nel lavorare sulla storia delle montagne di questa regione, non solo per apportare ulteriori conoscenze storiche, ma per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e al progresso civile e morale di questo Paese.